Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Partiamo rapidamente di corsa, non ci sono preamboli da fare perché stiamo seguendo una vicenda di cronaca davvero drammatica, davvero incredibile per molti aspetti. È successo questa mattina, poco fa, è ancora in corso la vicenda, sono ancora in corso di approfondimento tutte le situazioni che si sono create. Vi diciamo quello che sappiamo in questo momento, che ci hanno segnalato i nostri giornalisti già sul posto. Questa mattina attorno alle 9, poco dopo le 9, un giovane identificato come un 19enne di Riese ha rubato un'auto a una donna a Onè di Fonte. È da capire che se si tratta di un furto o addirittura se si tratti di una rapina, perché pare che l'auto sia stata sottratta con la forza a questa donna. Il giovane a bordo dell'auto è uscito di strada e ne ha rubata un'altra dirigendosi verso San Zenone. A San Zenone ha provocato una serie di micro incidenti, tamponamenti, probabilmente saltando dei segnali, comunque viaggiando a una velocità pare piuttosto sostenuta, fino a quando ha investito e ucciso. Tutto è sotto condizionale al momento, perché di certo c'è solo che il ciclista è morto in questo momento, un ciclista di Loria, presumibilmente un sessantenne che stava facendo una pedalata in sella alla sua ruota, è stato travolto e ucciso da questo pirata della strada. Il giovane è stato quindi inseguito fino a Fonte, dove ha speronato un'auto dei carabinieri, ribaltandola in mezzo alla carreggiata, distruggendo l'auto sulla quale viaggiava. È stato infine arrestato. Ci dicono le persone che sono sul posto che addirittura sarebbe stato sedato perché era in una condizione psicofisica assolutamente ingestibile. Questo è quello che sappiamo al momento. Abbiamo sul posto i nostri giornalisti, i nostri operatori. Dovremmo riuscire anche a collegarci in diretta fra poco con i nostri colleghi per capire effettivamente i contorni di questa incredibile vicenda. Però sappiamo già che le nostre redazioni hanno preparato un montaggio di alcuni video che ci sono arrivati dalla zona. Non li abbiamo ancora visti neppure noi, quindi non sappiamo che cosa succeda esattamente. Si vedono auto ribaltate, si vede una persona tratta in arresto. Vi avvisiamo, sono immagini comunque piuttosto forti, le vediamo intanto con la regia di Alessandro Costacurta. Non avrete più mie notizie. Ragazzo di 19 anni, 19. Hai distrutto due macchine, hai rovinato tanto. Quintino, non avrete più notizie di Quintino, e capirete che il mondo sta finendo. Ma non vogliamo sapere niente di te. Noi non vogliamo sapere niente di te. Ma se ti hanno insegnato i tuoi genitori di avere... Sai a te cosa ti succede? La macchina della signora che ha fatto le dita, tu stai pisciando addosso. Ammazzatelo questo qui. Ragazzi, Anche tu. ragazzi, salvate mio fratello come me. Figlio, Barbara Casolà, ma soprattutto... Una macchina di carabinieri capovolta, una qua sono arrivate due macchine e la... Io non voglio fare male. Io non voglio. Non mangeranno! Allora, è noi che mi è venuto. Sappiamo noi. Posso chiedere scusa e salvare il mondo? Vai con loro, non sarà problema, vai con loro. Vai! Io sono andato a casa dalla mia mamma. Vai in macchina. Dalla mia mamma. Vai in macchina. State lontani. Io volevo mettiti in macchina. Io volevo salvare. Vedi qui. Io volevo salvare. Guarda.
Allora, queste erano le prime immagini che ci arrivano dal luogo, da uno dei luoghi in cui si è verificata questa vicenda. Ne abbiamo un'altra che vi facciamo vedere con la regia di Alessandro Costacurta, una macchina dei carabinieri, la potete vedere, ribaltata in mezzo alla strada. A ribaltarla, a causare questo incidente è stato questo giovane, al momento pare sia un 19enne di Riese, assolutamente fuori controllo, che avrebbe speronato i carabinieri durante la fuga, dopo aver rubato non 2 ma 3 macchine, ci dicono adesso i nostri giornalisti. Dopo aver investito e ucciso un ciclista, dopo essersi allontanato dal luogo dell'investimento e da almeno altri 3 o 4 piccoli incidenti, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti delle vetture coinvolte. Non conosciamo lo stato di salute dei carabinieri che erano all'interno di questa macchina che potete vedere ribaltata in mezzo alla strada. Siamo a fonte in questa fotografia. Allora, noi andiamo avanti con il telegiornale. Siamo in contatto con Lucio Zanato e Vanessa Banzato, che sono sul posto, si stanno occupando di raccogliere immagini, interviste, foto, capire proprio che cosa è successo. Allora, sappiamo che potremo anche collegarci con Lucio Zanato appena sarà possibile. Andiamo avanti con il resto del TG, torneremo immediatamente su questa vicenda appena ci arriveranno informazioni. Andiamo avanti, vediamo, visto che purtroppo parliamo di incidenti stradali, vediamo gli esiti di un investimento avvenuto a Vicenza. Un'anziana travolta mentre attraversava la strada, avevamo dato la notizia nel nostro TG in apertura ieri sera. Travolta mentre attraversa la strada, una 75enne è stata trasferita al San Bortolo in codice rosso dopo essere stata investita ieri in tardo pomeriggio da un'auto all'altezza dell'attraversamento pedonale di Viale San Lazzaro per cause in corso di accertamento. Strada ad alta percorrenza, specie nelle ore di punta. Intervenuti i sanitari del SUEM che l'hanno soccorsa, i vigili del fuoco e la polizia locale per eseguire i rilievi e ricostruire le dinamiche dell'accaduto. Un incidente stradale è avvenuto anche in provincia di Padova. Siamo a Lozzo a Testino, un'auto carambola all'interno del giardino di un'abitazione. Vediamo. Incidente poco prima della mezzanotte di sabato a Lozzo a Testino, nella Bassa Padovana, in via Fontana. Un'auto è finita rovesciata nel cortile di un'abitazione. Ferito il giovane conducente. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del SUEM. Il conducente è stato estratto grazie all'intervento dei pompieri arrivati da Este e preso in cura dagli uomini del 118 che l'hanno trasportato in ospedale. A proposito di incidenti, vediamo se riusciamo a recuperare anche una fotografia. C'è stato un pauroso incidente anche a Rosà, eccole qui, allora forse riusciamo a farvele vedere. Rosà in via Carpellina, ecco la foto, sempre con la regia di Alessandro Costacurta. Una vettura, una Jeep è uscita di strada, ha abbattuto 2 piante e si è schiantata contro la recinzione di un'abitazione. Vedete distrutta completamente la macchina. Resta da capire come mai così tanti incidenti, forse a causa delle prime nebbie e delle piogge dei giorni scorsi che hanno reso il fondo stradale decisamente difficile e complicato. In questo caso la situazione delle persone che erano a bordo non dovrebbe essere grave. Sul posto carabinieri, vigile fuoco e SUEM. Andiamo avanti con il telegiornale. Allora, in attesa di avere notizie dalla zona di San Zenone degli Ezzelini e Fonte, vediamo la ripresa, vediamo le ultime novità riguardo l'omicidio padovano avvenuto qualche giorno fa. Oggi è il giorno della convalida del fermo per Valentina Boscaro, la rea confessa dell'omicidio del fidanzato Mattia Caruso. In mattinata l'interrogatorio del GIP Beatrice Bergamasco alla presenza del suo legale Nicola Guerra per decidere cosa accadrà nei prossimi giorni per la 31enne padovana. Il PM Roberto Piccione infatti ha chiesto la conferma degli arresti domiciliari nella sua abitazione in città.
Intanto l'autopsia sul corpo di Mattia avrebbe rivelato che la morte è arrivata per una coltellata che ha colpito direttamente il cuore, come peraltro avrebbe raccontato la stessa Valentina agli inquirenti nel quarto interrogatorio dopo il delitto, quando davanti al PM e ai carabinieri sarebbe caduto il castello di bugie che la ragazza aveva raccontato fin dai primi minuti dopo l'intervento dei soccorsi ad Abano domenica sera e le prime ricostruzioni da parte delle forze dell'ordine. Intanto la madre di Mattia interviene sulla decisione del giudice che ha decretato gli arresti domiciliari per la ragazza. Era innamoratissimo di lei, dice la donna, anche se ogni tanto litigavano, e mentre io ho perso un figlio, aggiunge, lei è a casa e non in carcere. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo davvero tante notizie oggi, state con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo dando un'occhiata anche alle agenzie, ai lanci di agenzie nazionali per capire quali possono essere altre novità riguardo la notizia che vi abbiamo dato in apertura di telegiornale. Ve la diciamo nuovamente per chi si fosse messo all'ascolto solamente ora. Questa mattina un giovane, al momento pare si tratti di un 19enne di Riese, nella Marca trevigiana, ha rubato o rapinato una macchina. Non sappiamo ancora se si tratti di un furto o di una rapina, quindi avvenuta con la violenza. Ha preso una macchina a Onè di Fonte, rubandola a una donna. È uscito di strada, ne ha rubata un'altra, poi ne ha rubata ancora un'altra e sfrecciando sulle strade della pedemontana trevigiana ha causato una serie di incidenti più o meno gravi. Al momento non risultano feriti gravissimi da questi incidenti causati durante la fuga di questo giovane. Poi però ha investito e ucciso, pare sul colpo, un ciclista di Loria, un 60enne, non è ancora chiaro se si tratti di un 55enne o di un 65enne, non abbiamo ancora i dati precisi perché ovviamente sono ancora in corso non solo i rilievi da parte delle forze dell'ordine, sono in corso proprio le operazioni di chiusura di questa incredibile vicenda. Dopo aver ucciso questo ciclista, dopo averlo investito, il giovane è corso via ancora sull'automobile, inseguito dai carabinieri, ha speronato a Fonte una vettura, una macchina dei carabinieri, ribaltandola in mezzo alla strada. Vediamo se riusciamo a farvi vedere ancora la foto di prima, poi rivediamo il video per chi si è messo all'ascolto solo ora, fra un pochino lo rivediamo perché è davvero drammatico. Ovviamente sono tutte cose che sono successe pochi minuti fa, fra poco potremo essere più chiari. Vedete questa fotografia, una macchina dei carabinieri ribaltata nel bel mezzo della strada. Il giovane è stato poi sedato perché stava dando in escandescenze, era semplicemente ingestibile. Pare che si sia rischiato addirittura il linciaggio, che le persone coinvolte in questa sfilza di incidenti, in questa fuga tragica, abbiano cercato di sottrarlo addirittura ai carabinieri. Insomma, la situazione è veramente fluida, come si suol dire. Vediamo che cosa succederà, ce lo racconteranno i nostri giornalisti che sono sul posto proprio ora. Allora, andiamo avanti con il telegiornale. Vediamo, nell'Alta Padovana la Guardia di Finanza esegue dei controlli sul pellet e scopre un fucile non denunciato. Mentre eseguivano controlli sul commercio illecito di pellet di provenienza estera, settore commerciale esposto a significativi aumenti di prezzo, i finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno ispezionato un'azienda agricola dell'Alta Padovana, insospettiti dalla presenza di un autoarticolato con targa straniera dal quale venivano scaricati numerosi bancali di pellet. Nel corso dell'ispezione di un capannone, usato per materiale agricolo e lo stesso pellet, i militari della compagnia di Cittadella hanno trovato, tra le altre cose, molte munizioni da caccia calibro 36 e, perquisendo la casa privata del titolare dell'azienda agricola, che si trova lì a fianco, hanno sequestrato anche un fucile da caccia calibro 36 con matricola a brasa, munito di silenziatore artigianale, e più di 500 munizioni da caccia di vari calibri, con il materiale per il confezionamento delle cartucce, inneschi, bossoli, polvere da sparo e arnesi vari.
Il titolare, che non è stato in grado di esibire la licenza di porto d'armi, è stato denunciato alla procura per ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni. Allora, prima di andare avanti con il nostro telegiornale, perché poi parliamo anche di aumenti di caro bollette, di categorie in crisi, rivediamo il video o la serie di video che le nostre redazioni hanno assemblato in base a quello che ci hanno mandato i nostri telespettatori, i nostri giornalisti sul posto. Sono tutti video presi al volo con il cellulare, sono anche stati un po' ripuliti da eventuali intemperanze che potevano esserci, perché la situazione era davvero complicata. Lo rivediamo. Non avrete più mie notizie, ragazzo di 19 anni, 19. Hai distrutto di macchina, hai rovinato tanto. Quintino, non avrete più notizie di Quintino, e capirete che il mondo sta finendo. Ma non vogliamo sapere niente di te. Noi non vogliamo sapere niente di te. Ma se hanno insegnato i tuoi genitori di avere... Sai a te cosa ti succede? la macchina della signora che ha fatto la vita. Tu stai pisciando addosso. Ammazzatelo questo qui. Ragazzi, Anche tu. ragazzi, salvate mio fratello è come me. Figlio, Barbara Casolà, ma soprattutto... Una macchina di carabinieri capovolta, una qua sono arrivate le due macchine e la... Io non voglio fare il pollo. Io non voglio. Non mazzeranno! Allora, è noi che mi è venuto oggi. Sappiamo fuori. Posso chiedere scusa e salvare il mondo? Va bene, vai con loro, quando fuori non sarà problema, vai con loro. Vai! Sono andato a casa dalla mia mamma. Vai, Va bene, lo chiamano. Dalla mia mamma. Capo, vai in macchina. State lontani! Io volevo mettiti in macchina! Io volevo salvare! Vedi qui. Guarda. Nel frattempo arriva una notizia un lancio di agenzia che ci dice che allora sono 3 le auto rapinate nella fuga con inseguimento, incidenti stamani nel Trevigiano, che ha portato all'investimento e alla morte di un ciclista. Fin qui lo sapevamo già, ve l'avevamo già detto nel corso della nostra informazione. Il ladro, un giovane di 19 anni di Riese Pio X, ha sottratto in sequenza, minacciando alcune donne, una Honda Civic, un Audi e una Ford Ka. Con quest'ultima ha causato l'incidente che ha fatto ribaltare una pattuglia dei carabinieri. Avrebbe alcuni piccoli precedenti penali per furti e danneggiamenti, questo ci dice ovviamente l'ANSA. Adesso il giovane si trova piantonato in ospedale, quindi è stato portato in ospedale dove è piantonato dai militari. Fra poco ci collegheremo con i nostri giornalisti per capire esattamente cosa è successo, per avere le prime informazioni, le prime testimonianze anche su questa incredibile vicenda. Adesso però chiudiamo la pagina della cronaca e andiamo a vedere la pagina riguardante l'attualità, ovvero bollette pazze, bollette clamorose per tutti, cittadini, aziende, locali, e la gente ha paura di quello che potrà succedere da qui a breve. Ne abbiamo parlato al mercato di Bassano, sentite cosa dice la gente. Tutti quanti siamo preoccupati, questo momento qua è un momento difficile, è un momento troppo difficile, se si è preoccupati tutti, cosa vuole? Continuano ad aumentare le bollette, 1.300 euro in più all'anno per ogni famiglia, come la vede? Signora, scusi, ha detto tutto. Come si vede la situazione? Pensiamo a chi va a lavorare, che dopo non riesce. Noi pensionati ormai siamo tranquilli, ma chi va a lavorare che non riesce la famiglia. Come la vede? Mica troppo, vero? Non capisco questo sistema di sta gente che sa le cose, no? Chi sa le nostre necessità, sia di pensionati, e ne si rende conto che ne mette tutti quanti a disagio questa situazione. Evidentemente non interessa perché si sta sistemati loro, no? Ma dove andiamo a finire così? Sempre peggio, per me è sempre peggio. 1.300 euro in più almeno all'anno per ogni famiglia.
Toglieremo qualche uscita, qualche ristorante, qualche pizza, cioè sono gli unici tagli che possiamo fare. Solo che questi tagli arrivano dopo un periodo che ci ha visto tagliare già tanto. È vero, tagliate le vacanze, non lo so, speriamo che il governo ci dia una mano. Non lo so dove andiamo a finire, perché già ci hanno un po' distrutto a momenti di pandemia, siamo distrutti, stavamo tutti chiusi, e adesso le bollette, in che mondo viviamo? Poi la guerra è ancora peggio. Questo per quanto riguarda l'uomo della strada, la gente, le persone che ieri erano al mercato di Bassano. Vediamo anche i negozianti, vediamo sia i consumatori che i commercianti. Ultimamente molti, in prospettiva ad una diminuzione della temperatura delle case, mi chiedono ciabatte calde. Paradossalmente questa è una richiesta curiosa, ma vediamo che non è un singolo che me l'ha domandato, ma sono in parecchi che fanno questa richiesta. E forse la situazione che racconta meglio il clima di insicurezza che stanno vivendo i trevigiani. A noi la bolletta è aumentata del 180%. Complice il doppio, cioè l'aumento dei consumi stessi e l'aumento del prezzo della materia prima sicuramente. E con l'annuncio da parte dell'autorità per l'energia di un ulteriore aumento del 59% delle bollette, anche nella Marca la prospettiva di non arrivare più a fine mese sta colpendo anche molte famiglie che solo fino a qualche mese fa non avevano problemi di bilancio. Il risultato è il taglio del possibile anche di riti popolari come la pizza. Abbiamo notato che la gente è molto oculata a cosa mangia e diverse famiglie mangiano, una volta mangiavano le 4 pizze 1, adesso ne mangiano 2 in 4. Questa qua bevono tanta acqua. E se questa è la situazione per il piatto nazionale popolare per eccellenza, va decisamente peggio per i ristoranti e però non solo da ieri. L'estate è stato molto buona per il lavoro con gli stranieri e gente da fuori e i locali ho notato che vengono un po' meno, che stanno attenti, insomma che stringono un po' la cinghia. Ma il quadro più completo lo dà il settore moda, a cavallo tra l'indispensabile e il procrastinabile. Le spese imprescindibili hanno una quota sul pannello, sul carrello della spesa sempre più preponderante. Qui probabilmente dipende da come uno si posiziona sul mercato. Chi ha un prodotto di fascia media probabilmente soffrirà di più perché il proprio cliente avrà meno capacità di spesa. Chi invece vive più verso il lusso forse sarà solo sfiorato. Chi è ricco problemi grossi almeno dal punto di vista economici non li ha e quindi continuerà probabilmente a non averli. Ora facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Andiamo avanti con il tema delle bollette pazze, della crescita esponenziale di costi di energia e non solo, coinvolti anche i sindaci, gli amministratori. Vediamo. Diventa insostenibile la cosa, dovremmo fare secondo me un'azione tutti assieme perché l'azione singola del comune di Fara di Soligo non va da nessuna parte, ma dovremmo pensare bene tutti quanti quali politiche anche di protesta mettere in piedi, perché ripeto, così non si può più andare avanti. Per il sindaco di Farra di Soligo il tempo delle riunioni è finito. L'ultima, il 16 settembre scorso a Treviso, aveva visto i primi cittadini, non solo della Marca, mettere sul piatto tutte le difficoltà di un periodo tremendo. Ma mentre si attende che la politica intervenga, le bollette shock continuano ad arrivare. Questa mattina è arrivata, la seconda bolletta, quindi quella di agosto, perché dal mese di luglio erano arrivati 35.000 euro a fronte dei 9.000 dello scorso anno. Questa mattina invece quella di agosto e stiamo parlando di una cifra di 41.000 euro. Una bolletta di sole energia aumentata di quasi il 200%. Un aumento pauroso, dice il sindaco, se si pensa che queste cifre arriveranno anche a tutti gli enti locali. Preoccupazione alta anche per le aziende, soprattutto le famiglie e gli anziani. Dal 1 ottobre la bolletta in Italia avrà una maggiorazione media del 59% e per una famiglia media un raddoppio della spesa energetica già sicuro.
Questa mattina ho ricevuto una signora che mi ha fatto vedere la pensione minima di 550 euro e una bolletta di 180 euro. Quindi io sono seriamente preoccupato. Una bolletta, quella arrivata al sindaco, che prende in considerazione solo il costo dell'energia elettrica. Per gli enti pubblici, infatti, l'anno termico inizia da metà ottobre e i timori di non riuscire a pagare anche il gas sono tanti. Impensabile, continua il sindaco, l'ipotesi di tagliare appalti e servizi ai cittadini. È di un mese fa la lettera che Perencina aveva inviato al presidente Draghi per lanciare un grido d'allarme descrivendo già una situazione insostenibile. Necessari interventi del governo per far fronte all'emergenza. È un grido veramente d'allarme di un piccolo comune, ma non possiamo neanche continuare a stare zitti. Qui bisogna che la politica intervenga, ma intervenga subito per mettere un freno. Perché se già adesso siamo in difficoltà noi enti pubblici a pagare le bollette e dobbiamo essere lì ogni mese a fare variazioni di bilancio per inserire liquidità, per pagare costi dell'energia elettrica che sono aumentati, triplicati, quadruplicati, e com'è che arriveremo a fine anno tenendo presente che ancora non abbiamo i costi del gas e del riscaldamento con le scuole che sono già partite? Ed è per questo che il sindaco ribadisce la necessità della protesta, perché la politica intervenga se non è già tardi. Si faccia presto, e si faccia presto vuol dire che probabilmente doveva già essere fatto. Inizia la stagione teatrale a Treviso, non siamo passati alla pagina della cultura e degli spettacoli, ma siamo ancora nell'attualità di questa esplosione di costi, di bollette, e la cultura fa i conti con i nuovi problemi. Vediamo. Abbiamo cambiato tutto l'assetto del teatro, è vocato, è stato impostato per il risparmio energetico. Questo lo abbiamo fatto un anno fa a prescindere. Inizia l'insegna del risparmio energetico, e non potrebbe essere altrimenti visti i tempi, la stagione a teatro, dove per un sipario che sembra calare, quello sul Covid, ce n'è un altro che si sta alzando. Certo, il caro energia, i costi, i contratti, certo che è un momento difficile, ma intanto incassiamo il fatto che è finita la pandemia, perché se possiamo toglierci la mascherina anche in treno, e dobbiamo tenerla ovviamente negli ospedali, noi pensiamo che sia una buona notizia. Lo stesso Teatro Stabile sta monitorando accanto al Comune di Treviso spese normative anche per quanto riguarda il riscaldamento. Prevediamo quello che dice la legge, noi siamo un teatro pubblico, non è che posso fare quello che voglio io, devo fare quello che mi impone la legge. Ma il caro energia Beltotto, lo sa bene, interessa soprattutto gli spettatori e quindi le loro abitudini. È difficile sempre uscire, spendere soldi, sembra che ogni volta sia da dover scalare una montagna, invece deve tornare a essere un piacere. Un piacere che deve rimanere in presenza a fronte dell'erosione continua di pubblico da parte delle piattaforme virtuali come Netflix. Abbiamo a che fare con un'offerta di spettacolo che è sempre più facile da fruire, sembra di poco costo, invece ha un costo sociale, ha un costo intellettuale e ha un costo per la comunità che è gravissimo. Nonostante tutto, però, resta la voglia di teatro tra i trevigiani. I numeri degli abbonamenti fanno tirare un sospiro di sollievo. Quota 4.000 abbonati, guardate, un miracolo. Io ho detto a 2.500 sarei stato contento, a 3.000 avrei offerto una bottiglia a tutti quelli dell'ufficio, a 3.500 gli avrei offerto anche la cena, e a 4.000 ragazzi devo portarli fuori tutti in posti che ne vale davvero la pena, saranno tutti posti trevigiani dove si mangia bene. Dalla cultura all'agricoltura non cambia molto la situazione, perché il settore primario è in grande difficoltà di fronte all'aumento dei costi, a queste bollette, a tutto quello che sta succedendo. Ieri i Coldiretti vicentini erano a Milano per una manifestazione di protesta, ma anche per portare all'attenzione del grande pubblico quello che sta succedendo. Oggi si fa il bis, ma vediamo cosa è successo ieri intanto. Il caro bollette e l'esplosione dei costi delle materie prime stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura del Veneto, e il Bassanese non fa eccezione, con molte aziende che sono in difficoltà a far quadrare le spese alle stelle con gli introiti. Inoltre, l'arrivo di nuovi rincari nelle bollette per le famiglie porterà moltissime persone a fare una scelta al momento della spesa, e i tagli riguarderanno in larga parte la filiera agroalimentare.
La prospettiva è drammatica e Coldiretti ha deciso di far sentire ancora una volta la voce del settore primario in una grande manifestazione a Milano alla quale hanno partecipato anche molte aziende del territorio. Questa mattina abbiamo aperto questo villaggio con un flash mob in cui protestiamo per questi rincari assurdi che ci stanno facendo nelle bollette, nell'acquisto dei mangimi per le nostre bestie e quindi dobbiamo aumentare i prezzi e il consumatore non riesce ad acquistare perché l'aumento non è stato soltanto per noi ma per tutti quanti. È una situazione veramente molto pesante. Presente a Milano anche il presidente di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, che dalla sua azienda di Tezze sul Brenta sta seguendo da vicino il delicato momento del settore agricolo della Pedemontana, che chiede alla politica interventi per evitare danni irreparabili nell'immediato futuro. L'associazione di categoria ha infatti già posto all'attenzione di tutte le forze politiche una serie di punti che vanno dalle filiere alle risorse per i giovani imprenditori, passando per il contrasto alla fauna selvatica e per la lotta alla siccità. La partita è aperta, ma serve che qualcuno faccia qualcosa subito. Vediamo ancora altre voci dalla manifestazione di Coldiretti a Milano. Una 3 giorni di manifestazione del mondo agricolo e sono già 100.000 gli ospiti arrivati al villaggio Coldiretti di Milano in solidarietà ai produttori piegati dagli aumenti. Rincari che mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende e con loro i prodotti tipici che hanno fatto conoscere l'Italia e il Veneto in tutto il mondo. E a Milano nutrita la rappresentanza veneta per chiedere interventi urgenti perché spiegano il tempo delle parole è finito, adesso bisogna fare presto. Con il rincaro dei prezzi vediamo che la situazione diventa insostenibile per i nostri contadini e quindi siamo venuti qua per cercare di provare tutti insieme a dare una mano a noi stessi e anche a quelli che sono i nostri cittadini, perché dipendiamo da quelle che sono le nostre culture, le nostre risorse che sicuramente sono meglio di quelle che possiamo trovare al di fuori dell'Italia e dell'Europa. Per chiedere aiuti al comparto agricolo, che è il settore strategico per il nostro Paese. Gli agricoltori vogliono continuare a produrre ma non possono farlo in perdita e stanno pagando a caro prezzo sulle loro aziende tutti quegli aumenti che anche sulle nostre famiglie stanno ricadendo. La giornata è stata anche l'occasione per far conoscere ai visitatori e soprattutto ai più piccoli le produzioni agroalimentari che caratterizzano i nostri territori. Per far conoscere, per far toccare con mano i nostri cittadini, i nostri consumatori, il meglio del nostro Made in Italy. L'agroalimentare a livello nazionale cuba più di 500 miliardi di euro e solo a Padova abbiamo più di 1 miliardo. Sentiamo adesso la voce di Assindustria su quello che sta succedendo, anche sulle ricadute dal punto di vista europeo. La situazione oggi è veramente molto difficile, oserei dire drammatica. Abbiamo la Germania che ieri ha messo sul piatto 200 miliardi di scudo di protezione per le famiglie, per le imprese, per gli artigiani. Questo io penso che sia il primo dovere assoluto che deve prendere il governo nel suo primo appuntamento ed è forte la sensazione nelle aziende di essere seguiti e di essere appoggiati, perché è inutile pensare a un futuro se non salviamo il presente. Io penso che dobbiamo cercare di salvarci la pelle. Chiaro che io sono un europeista convinto, però se dall'Europa non arrivano risposte, è da mesi che attendiamo una risposta sul price cap, innanzitutto pensiamo a salvare il sistema manifatturiero del nostro paese in maniera decisa, con manovre, torno a dire, che devono essere straordinarie, immediate, ma anche con manovre strutturali, che ci sia un piano energetico chiaro e preciso e che possa navigare il paese non per i prossimi mesi ma per i prossimi anni. Siete fiduciosi con questo nuovo governo che si possa realizzare? Io spero che ci sia molta competenza, che si capisca soprattutto e si percepisca l'urgenza di cui c'è bisogno e quindi lo aspettiamo ai nastri di partenza. E purtroppo non ci sarà solo la bolletta di ottobre, ci sarà poi quella di novembre, di dicembre, gennaio, probabilmente sempre peggio. Si fronteggiano, come ho detto, cioè con misure straordinarie immediate. Poi le aziende, come al solito, come è successo nella pandemia, come sta succedendo oggi, sono brave, si rimboccano le maniche, cercano di trovare delle soluzioni per sopravvivere ora, ma soprattutto penso che le aziende stanno anche guardando oltre e quindi con misure strutturali per
anche sopravvenire a queste esigenze forti in termini di energia e di gas. Adesso ci spostiamo nella zona di Porto Marghera, dove la situazione in prospettiva sembra non essere rosea, non solo per il discorso bollette, costi, ma proprio per tutto l'assetto di questo polo produttivo. Lavoratori in presidio a Ca' Farsetti. Vediamo. I lavoratori del petrolchimico di Marghera e degli appalti cingono idealmente d'assedio la sede del Comune di Venezia per chiedere urgentemente piani che garantiscano un futuro industriale a Porto Marghera, la cui dismissione va di pari passo a quella della città. Nei primi anni 70 il Comune di Venezia aveva più di 360.000 abitanti e oltre 40.000 lavoratori impiegati in quello che allora rappresentava uno dei più grandi distretti industriali d'Europa. Oggi il Comune di Venezia è sceso a poco più di 250.000 abitanti e a Porto Marghera lavorano meno di 10.000 persone. Dario Seccarello lavora alla Versalis, entrato a Porto Marghera da 35 anni. Quando sono arrivato io c'erano 7.000 lavoratori diretti dell'ENI e altri 10-12.000 che lavoravano negli appalti. Quindi un totale di 20.000 persone che lavoravano dentro e c'erano 4 o 5 portinerie aperte e piano piano l'ho vista cambiare completamente, chiudere reparti, chiudere parti di fabbrica, andare in pensione gente. Il presidio è stato indetto dalla CGIL. In questi anni, dicono i manifestanti, tante aziende hanno chiuso o se ne sono andate senza essere sostituite da progetti industriali credibili per il benessere del territorio e della comunità. Senza i progetti di sviluppo e di rilancio con i soldi europei sarà difficile restare al passo di quello che sta succedendo tra l'altro nelle altre regioni italiane, vedi la Puglia, vedi il Piemonte, vedi la Liguria, dove stanno lavorando pancia a terra con le istituzioni locali per poter rilanciare quei pezzi di industria che hanno nel territorio. Qui invece non si sta facendo nulla. Il punto è poi che per Venezia e persino per il suo entroterra quasi tutte le decisioni appaiono oramai legate ad un unico campo, il turismo. Si chiude e si cerca di dismettere queste attività a Porto Marghera per incrementare ed aumentare le altre attività come quelle del turismo. Ancora c'è, mi verrebbe da dire, una riserva indiana di attività industriali a Porto Marghera, perché è innegabile, c'è ancora la Fincantieri, ci sono ancora delle attività della chimica, ci sono ancora delle attività come la Pilkington, ci sono attività, però resta il fatto che se decidono di fare gli approdi delle grandi navi a Porto Marghera, alla lunga nessuno vorrà più venire ad investire a Porto Marghera. Ora facciamo una breve pausa pubblicitaria, stanno arrivando novità dalla zona di Fonte San Zennone degli Ezzelini, dove ricordiamo c'è stata una disastrosa fuga da parte di un 19enne di Riese che ha causato alcuni incidenti, investito e ucciso anche un ciclista, ma ve le diamo fra pochi minuti, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo dato in apertura TG la notizia della disastrosa fuga di questo 19enne di Riese che ha rubato 3 macchine, rapinato 3 macchine, ucciso un ciclista, causato parecchi incidenti, ma meglio di noi può raccontarci quello che sta succedendo Lucio Zanato che è sul posto. Buongiorno Lucio. Buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, mi trovo sulla piazza principale di Onè di Fonte e adesso vi faccio vedere che cosa è successo qui nell'ultimo atto di questa fuga di questo 19enne, tra l'altro in questo momento piantonato all'ospedale e soprattutto ancora in escandescenza, pensate che è stato sedato per riuscire a poi appunto ricoverarlo. Allora, tutto comincia più o meno intorno alle 9 di oggi, quando questo giovane sostanzialmente prende e ruba una macchina e inizia la sua fuga. A questo punto, adesso passo perché così vi racconto direttamente che cosa è successo, ruba una prima macchina e investe, a quanto si è capito, questo signore a San Zennone degli Ezzelini, poi corre in maniera folle lungo la Marosticana, lo vedete, mi sto avvicinando, fino più o meno all'altezza del semaforo qui di Onè di Fonte, semaforo conosciuto da tutti noi in zona. Qui trova sostanzialmente la coda
coda, e a quel punto che cosa fa? Probabilmente proprio perché ad altissima velocità prende e impatta immediatamente su questo autotreno carico di latte. Vedete in fondo sostanzialmente il colpo. Da lì lo sbalzo lo porta avanti, prende sostanzialmente 3 auto, lo vedete lì, e poi si ferma qui. Ecco, questo è il risultato del suo, diciamo così, di questa performance. Nonostante il colpo, nonostante quello sia successo, scende dall'auto e urlando e coperto di sangue, secondo le testimonianze che abbiamo raccolto, corre sostanzialmente saltando l'incrocio fino ad arrivare a giungere sostanzialmente qui dove c'era un'altra auto ferma, quell'auto bianca che adesso andiamo a raggiungere. Qui vedete tutta la gente, polizia, carabinieri, insomma ovviamente c'è stata una caccia all'uomo non da poco, perché nel frattempo, come abbiamo raccolto dal comandante di Compagnia di Treviso dei carabinieri, appunto, che ha detto noi continuavamo ad essere avvisati dalle persone, dai cittadini, i movimenti di questo bandito. Qui dicevo, corre, nonostante sia coperto di sangue e sicuramente con diverse echimosi, prende e fa scendere, si impossessa di quest'altra auto bianca, la vedete qui, e a quel punto però incrocia quest'auto di carabinieri. I 2 carabinieri decidono appunto di bloccarlo, e questo è il risultato. Qui finisce la corsa di questo 19enne di Riese Pio X. Ci vogliono 6 persone per riuscire a bloccarlo, questo è frutto della testimonianza. 6 persone per bloccare questa persona completamente andata, mi si è passato il termine, fuori di testa. Viene sedato e viene condotto in ospedale. Il risultato sono sostanzialmente 3 auto rubate, ovviamente 4-5 quelle, compresa quella dei carabinieri, devastate, purtroppo una persona morta. Pare che potrebbero essere state 2 i decessi, perché la moglie del deceduto erano a fare un giro in bicicletta insieme, e la moglie è stata semplicemente sfiorata da quest'auto a folle corsa, mentre il marito è stato centrato. E tutto questo in questo momento non si sa il perché, proprio perché il protagonista di questo sabato mattina di follia in questo momento è sedato all'ospedale. Se hai domande? Lucio, volevamo capire, anche perché questa vicenda ci è stata segnalata qui in redazione a Bassano da molti telespettatori. Insomma, il bassanese confina con San Zenone degli Ezzelini. La gente che cosa dice? Perché abbiamo visto alcune immagini, alcuni video che ci sono arrivati di quasi un linciaggio sfiorato, spero che mi si passi il termine. Insomma, pareva che alcune persone volessero andare a prendere questo giovane completamente fuori controllo dalle mani dei carabinieri per chiedergli conto, per probabilmente anche fargli pagare, tra virgolette, ripetiamo sempre, tutto in via di definizione. Quindi questo è quello che si capiva dai video davvero drammatici di quei momenti. Ma guarda, per quello che posso, per il sentiment, diciamo così, delle persone, sì, è stata, diciamo così, un Far West che non si aspettavano, perché qui a Unea di Fonte, insomma, lo sai meglio di me, sono zone molto tranquille, gente che lavora, non ci sono queste situazioni, non sono mai capitate queste situazioni estreme. Al massimo c'è stato qualche incidente mortale determinato dalla viabilità, ma fatti di cronaca di questa portata, io ho un po' di memoria storica, credo che qui non siano mai accaduti. Probabilmente quelle persone che qualcuno pensa si siano avvicinate all'uomo per linciarlo, in realtà stavano cercando di dare una mano ai carabinieri a bloccarlo, perché era letteralmente fuori di sé. Questo è quello che mi hanno detto tutti. Era una persona che urlava, saltava, cercava di divincolarsi in tutte le maniere, per cui, ripeto, sono volute 6 persone, e quindi presumo insieme ai carabinieri anche dei cittadini, per bloccare questa persona. Okay. Molto probabilmente, azzardo un'ipotesi, ma era sicuramente sotto effetto di stupefacenti, perché ti garantisco che dopo aver fatto un incidente del genere, guarda la distanza dell'auto, poi fare tutta una corsa, nonostante l'incidente, nonostante le ferite, nonostante il sangue che colava, perché questo è quello che mi hanno raccontato, saltare qui, prendere un'altra auto, invertire la marcia, cercare di scappare su quella strada, impattare con i carabinieri, uscire dall'auto, tentare nuovamente la fuga, per poi essere preso e bloccato letteralmente. Se non è una persona, diciamo così, non sicuramente in sé, poco ci manca, insomma. Cosa credi? In ogni caso non credo che ci sia un tentativo di linciaggio
villaggio. Sono molto più portato anche per il fatto che queste persone sono persone tranquille. Qui si cerca, quello che io ho capito è che le segnalazioni ai carabinieri costanti era la collaborazione che i cittadini hanno cercato di dare per cercare di bloccare, diciamo, questa persona prima che facesse ulteriori morti, perché non era assolutamente in sé. Ripeto, per riuscire a fare un'operazione del genere da solo, con una forza assolutamente fuori dal normale. Guardate, l'ultima auto impattata con quella dei carabinieri, l'auto dei carabinieri è capovolta, quindi l'impatto non è stato sicuramente un impatto leggero e di conseguenza pensate un po' voi quello precedente e tutto quello anticipato prima, insomma. Di conseguenza penso che sia stato un aiuto verso i carabinieri più che un tentativo di linciaggio. In ogni caso è una giornata che qui sicuramente a Onè ricorderanno per molto tempo. Lucio, allora intanto benissimo questa puntualizzazione, perché dalle immagini che sono arrivate non si riusciva a capire bene che cosa stesse accadendo. Prima di lasciarti andare, perché sappiamo che avete tantissime cose da raccogliere lì sul posto, lo stato di salute dei carabinieri che erano nella vettura ribaltata sono feriti, sono in ospedale, sono usciti tranquillamente con le loro gambe? Sì, no, non sono in ospedale, li faccio vedere, sono qui insieme ai colleghi e infatti poi naturalmente sono stati poi naturalmente premiati intanto con la presenza dei superiori che sono venuti a complimentarsi per il sangue freddo, perché ribadisco, non è da tutti i giorni affrontare e con consapevolezza quello che è sicuramente una persona che era fuori di sé. Li vedete ancora che stanno parlando con i colleghi per quello che è successo. Comunque loro sono usciti incolumi, sono illesi ed è questo un lato positivo, assolutamente, nonostante purtroppo dobbiamo registrare appunto questo decesso, insomma. Lucio, allora noi ti ringraziamo moltissimo per tutte queste informazioni, per queste immagini davvero incredibili che nessuno si aspettava di vedere, come giustamente sottolineato, nella provincia tranquilla del Veneto, una vicenda che veramente a memoria d'uomo e di giornalista, insomma, non ricordiamo essere avvenuta. Intanto buon lavoro, se ci sono novità non esitare a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie. Grazie a te, e questa sera naturalmente tutti gli aggiornamenti sui telegiornali. Ovviamente questa sera nei nostri telegiornali, TG Bassano ma anche i TG delle nostre emittenti, insomma ci sarà ampio approfondimento su quello che è successo, testimonianze, voci, approfondimenti, poi magari si cercherà di capire anche perché è successo tutto questo. Quello che è successo bene o male l'abbiamo capito, i perché restano totalmente ignoti. Adesso andiamo avanti con il TG, torniamo a quello che stavamo dicendo prima del collegamento, ovvero alla crisi di Porto Marghera. La politica si sta muovendo, vediamo. Siamo davanti a un continuo processo di deindustrializzazione, mentre Porto Marghera deve anche rimanere un polo industriale importante come lo è stato nel Novecento, ovviamente rivedendo le produzioni in termini di sostenibilità. Ed è scandaloso che in questo ultimo anno il sindaco non abbia ricevuto i lavoratori e le lavoratrici e anche dopo la nostra richiesta non abbia voluto presentarsi né in commissione né in consiglio comunale a discutere della vicenda. Il Partito Democratico chiede il rilancio di Porto Marghera a partire dalla chimica green e dall'idrogeno verde. Da troppo tempo, affermano i vertici del partito, l'amministrazione comunale ha deciso di abbandonare il lavoro e lo sviluppo di Porto Marghera. Il capogruppo in comune Giuseppe Sacca ha incontrato i lavoratori assieme alla segretaria del Partito Democratico di Venezia Monica Sambo in occasione del presidio organizzato dalla CGIL davanti a Cafarsetti. Il silenzio del comune sotto questo aspetto è assordante ed è per questo che abbiamo già fatto degli atti ispettivi, ma soprattutto chiederemo una commissione urgente e nel caso anche un consiglio comunale per riuscire a confrontarci con i sindacati e con gli altri corpi intermedi per tratteggiare un futuro reale, possibilista per Porto Marghera. Ricordiamoci che le risorse ci sono, il comune deve ascoltare quello che i sindacati e non solo i sindacati, le forze politiche hanno come prospettiva sul futuro di Porto Marghera. Secondo il Partito Democratico i fondi del PNRR rappresentano una straordinaria
occasione per il futuro di Marghera, purtroppo ancora tra i siti più inquinati d'Italia ed Europa e ancora in attesa del completamento dei progetti di bonifica. Ma nella gestione dei finanziamenti europei il Comune ha previsto come intervento principale la realizzazione della cittadella dello sport. È evidente che non solo c'è incuria da parte di questa amministrazione, disinteresse sia dell'amministrazione comunale che di quella regionale, ma in realtà anche un piano e un disegno politico che è quello della monocultura turistica. È evidente che in questi anni c'erano tantissime opportunità e lo abbiamo chiesto anche insieme all'azione dei sindacati. Pensiamo ai 104 ettari dell'ex Arisindal abbandonati da comune e da regione, al PNRR e a tutti gli altri fondi che sono arrivati e che non sono stati utilizzati per lo sviluppo e per il rilancio di Porto Marghera anche con un'economia green. Non solo cittadini, non solo negozianti, non solo categorie arrabbiate, anche i cacciatori. Sentite perché. Una marea di pettorine gialle provenienti da mezzo Veneto hanno raggiunto Venezia per manifestare contro la sospensione del calendario venatorio regionale 2022-2023, per difendere la stagione venatoria dalle limitazioni cui è stata oggetto come numero di giorni e per specie cacciabili. I cacciatori hanno raggiunto la sede della giunta regionale, ma proprio l'appello che la regione aveva presentato al Consiglio di Stato contro la sospensiva del TAR è stato rigettato. Ora l'udienza al TAR è fissata per il 30 novembre, ma nel frattempo l'ordinanza impedisce la caccia a quasi tutte le specie fino a fine mese, oltre che per le 2 giornate integrative che sarebbero previste tra ottobre e novembre. Come è andata oggi? Bene, io mi porto a casa quasi niente. Speriamo che ci ascoltino e noi altri siamo qua che aspettiamo. Vanno come tira il vento qua, ti dicono e poi ti promettono e poi. Colpa comunque della Lega, perché ci ha tradito, ma ha già pagato domenica la batosta delle elezioni. Condivido quello che ha detto lui, perché ha già pagato domenica. Non dovevano fare questo, perché si sono comportati male quelli della Lega. Eravamo numerosissimi e abbastanza rumorosi, pensiamo di aver raggiunto lo scopo. Valeva la pena di venire oggi? Sì. Ma vi ascoltano? Cosa hanno detto? Oh, speriamo. Riservati a martedì. Quindi non ce la quindi martedì 4. Voi siete fiduciosi? Sempre, stai a casa. Prima di chiudere, un plauso alla nostra collega della redazione Media Nord-Est di Venezia, Ilaria Marchiori. Il Comitato del Leone d'Oro di Venezia, appunto, ha conferito il premio Comunicazione 2022 alla giornalista Ilaria Marchiori per l'impegno e la professionalità con cui racconta quotidianamente la realtà del territorio, in questo caso il veneziano, attraverso i nostri canali televisivi. Un premio già assegnato ad importanti firme del giornalismo italiano che Ilaria Marchiori ha voluto condividere con tutto il gruppo Media Nord-Est. Adesso, in chiusura, vediamo i dati del Covid, vediamo il report dell'azienda Zero della Regione del Veneto appena arrivato. Allora, sono 4.804 le nuove positività riscontrate con i tamponi nella giornata di ieri, che portano il numero degli attualmente positivi a 51.795. Scendiamo nella seconda parte di questa grafica per vedere com'è la situazione negli ospedali del Veneto. La crescita è minima, ma effettivamente c'è. Ci sono 585 persone ricoverate in area non critica, di cui 366 potete vedere ancora positive. Ci sono 28 persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 17 ancora positive. La differenza rispetto a ieri è un bilancio positivo di 8 unità in area non critica, un bilancio positivo di 2 unità in terapia intensiva, quindi insomma la sanità regge tranquillamente al momento. Ci sono purtroppo da segnalare anche 5 decessi. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che della vicenda incredibile, drammatica, tragica avvenuta fra San Zenone degli Ezzelini e Onè di Fonte, dove un 19enne ha rubato 3 vetture, causato parecchi incidenti, ucciso un ciclista e poi ribaltato una macchina dei carabinieri in mezzo alla strada per motivi che al momento restano ignoti. Parleremo diffusamente nel TG Bassano di questa sera. Per tutto il resto, TG Vicenza, e ringraziamo Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo i nostri colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie del Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi e vi auguriamo un buon pomeriggio.